Sì, il contratto nazionale dei farmacisti dipendenti è scaduto da 18 mesi con Federfarma che si ostina a non sedersi al tavolo con delle posizioni condivisibili. Fondamentalmente affermano che gli aumenti salariali sono legati alla sostenibilità economica delle farmacie, ossia hanno dichiarato che le farmacie sono in crisi. Oggi a Roma la grande manifestazione unitaria da tutta Italia e nei territori, così come qui a Oristano, di fronte alla sede di Federfarma Sardegna, un presidio di farmacisti dipendenti. Ovviamente da tutti i territori una gran voce che si alza per un rinnovo contrattuale tanto agognato, che non è soltanto un problema di natura retributiva, ma anche un riconoscimento della dignità professionale. Nei territori ormai le farmacie assolvono un ruolo importante di sanità pubblica e territoriale che spesso e volentieri lo Stato non riesce più a garantire, con i farmacisti con sempre più maggiori incombenze da un punto di vista anche di servizi, elettrocardiogramma, vaccini e altri servizi della cosiddetta farmacia dei servizi, che non vedono neanche un centesimo nelle tasche dei farmacisti dipendenti.